Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, come saprete ormai tutti, è stata colpita una base militare italiana in Iraq, a Erbil, non da un missile come sembrava in una prima fase ieri sera, ma da un drone, uno Shahed, che avrebbe a un certo punto perso quota schiantandosi contro un mezzo militare della base medesima. La base è quella di Campo Singara. Il comandante della base ha comunicato che il personale si era recato per tempo nei bunker, che non c'è non solo per fortuna nessun morto tra i nostri militari, ma anche nessun ferito. Poco prima dell'una c'è stata una minaccia aerea. Il personale sta bene, era protetto all'interno del bunker, questo ha detto il colonnello Stefano Pizzotti. I nostri militari sono lì storicamente soprattutto per compiti di preparazione e addestramento delle forze kurde, in chiave soprattutto anti-Daesh, anti-Stato islamico, e anche di supporto logistico e aiuto militare barra civile alla popolazione di quella fetta dell'Iraq. Quindi ovviamente, come ha chiarito la Premier in Parlamento ieri, ma come è evidente a chiunque, non sono in guerra contro l'Iran, non erano coinvolti nella guerra iraniana, si sono beccati questo drone iraniano fuori da ogni logica militare e simulacro di diritto internazionale, però non sento gli aedi del diritto internazionale strillare sul fatto che un paese terzo, una potenza regionale, l'Iran, ha colpito una base italiana fuori da ogni legittimità. Sono colti da improvvisa afonia i cultori del diritto internazionale, sempre pronti a sventolarlo contro l'iniziativa americana e israeliana. Ma cosa ci dice questo fatto, diciamo, piccolo rispetto ad altri eventi della guerra in Medio Oriente, ma molto significativo per noi, per i nostri militari, per le nostre famiglie? Ci dice qual è la strategia, l'unica di sopravvivenza del regime degli ayatollah, perché per quanto il giornale unico dipinga una situazione per cui gli ayatollah e i pasdaran, la militare ancora più dura che ha imposto Khamenei Junior come guida suprema, stanno vincendo. No, non stanno vincendo, stanno adottando la strategia elaborata per tempo da Khamenei e dai gerarchi del regime, di fronte a un attacco palesemente soverchiante dal punto di vista militare e tecnologico, la strategia del caos, cioè colpire più o meno a caso paesi vicini, basi militari vicini, soggetti non coinvolti nella guerra, per seminare il caos, per colpire e condizionare il più possibile l'economia mediorientale, che è ipso facto economia mondiale, vedi stretto di Hormuz, e per colpire le opinioni pubbliche occidentali, soprattutto europee, che notoriamente hanno un tasso di tolleranza rispetto a iniziative belliche molto basso. Questa è la strategia del caos allestita dal regime per sopravvivere. Da un punto di vista militare, la situazione è chiara. L'aviazione americana e israeliana ha già distrutto circa 5.000 obiettivi, ha decapitato i vertici del regime e anche delle forze armate iraniane sostanzialmente in 24 ore, ha acquisito al via un dominio aeronavale indiscutibile. In tutto ha subito meno di 10 morti, che anche quelle sono tragedie per le famiglie americane coinvolte, ma meno di 10 morti. Peraltro gli unici aerei colpiti sono stati colpiti per errore dalla contraerea in Kuwait. Gli iraniani non hanno tirato giù aerei americani, tantomeno hanno colpito portaerei americani come strillavano ormai da anni di essere in grado di fare.
il 95% dei missili viene intercettato in volo da americani e israeliani. Questo è il quadro militare. Poi c'è la strategia del caos di un regime ovviamente duro a morire, ovviamente che non ha nessuna intenzione di morire e che colpisce obiettivi a caso, tra cui una base militare italiana. Questa è la situazione. E di fronte a questa situazione, preso atto che l'Italia non è in guerra, risulta ancora più surreale il tifo neanche tanto mascherato di certe elite intellettuale, giornalistica, opinionistica, di un pezzo anche di politica che si dichiara progressista contro l'iniziativa americana per abbattere uno dei totalitarismi più oscuri, liberticidi e assassini del mondo, se non addirittura il tifo smaccato per il suddetto regime. Il regime è in difficoltà, è in estrema difficoltà, non è mai stato così in difficoltà, qualunque uomo libero spera che crolli, nel frattempo adotta una strategia del caos che colpisce senza alcuna parvenza di ragione, o rischia di colpire, anche italiani. Questa è la situazione, costoro abbiamo di fronte, e di fronte a questa situazione non so come non si possa strillare Forza America, Forza Israele. Grazie a tutti.